Buonasera, eccoci, benvenuti a una nuova puntata di Verona Live. Come avete visto dal tema del giorno di stamattina con Giorgia Preti, ci occupiamo di lupo in Lessinia. La domanda di questa sera è: lupo, appunto, a che punto siamo? Sulla questione dei grandi predatori in Lessinia si fa largo, tra l'altro, l'ipotesi di reinserimento del capitolo di applicazione delle deroghe e alla gestione dei lupi confidenti, che sembra comprendere anche un eventuale abbattimento controllato di alcuni esemplari. Nel frattempo, come procede la convivenza tra uomo e predatore? Ne parliamo stasera con Silvia Montanaro, le do il benvenuto, che è referente lupo per CIA Verona. Benvenuta Silvia. Grazie. Abbiamo poi Daniele Massella, presidente dell'Associazione Tutela della Lessinia. Benvenuto Daniele. Buonasera. E poi abbiamo anche Antonio Scungio, medico veterinario. Benvenuto Antonio. Buonasera a tutti. Allora, cerchiamo di fare un po' di ordine anche per i telespettatori che ci seguono da casa e conoscono, magari non in maniera approfondita, poi chiaramente ci rivolgeremo a voi per le specificità degli ultimi aggiornamenti. Sappiamo intanto che l'assessore alla caccia regionale Cristiano Corazzari è tornato sul piano lupo dopo 5 anni, anche per un avvistamento recente di un esemplare sui colli Euganei. Secondo una ricerca dell'Associazione Faunisti Veneti ci sarebbero circa 15 branchi presenti sul territorio. Il ministro dell'Ambiente Costa, ex ministro perché non è stato riconfermato, il 2 aprile 2019 aveva elaborato il nuovo piano di conservazione e gestione del lupo in Italia, che sostituiva quello del 2002, dopo un processo di consultazione con province, regioni, ISPRA e portatori di interesse. Il piano prevedeva 22 azioni che, a partire da una rigorosa analisi tecnico-scientifica, miravano alla conservazione e alla risoluzione sostenibile dei conflitti con le attività antropiche. Come sappiamo, questo piano è un po' in stand-by perché si è un po' arenato nelle regioni soprattutto. Abbiamo sentito il parere, iniziamo da qui. Chiara Tosi, coordinatrice di LIPU e rappresentante degli ambientalisti della comunità del Parco della Lessinia, su come è stato gestito in questi mesi appunto il lupo, almeno dal loro punto di vista, e poi iniziamo con i nostri ospiti, in particolare da Silvia. Però ascoltiamo le parole dell'avvocato Tosi. Allora, il lupo ha visto in termini di gestione un allineamento rispetto al piano nazionale a cui della 2019 con promosso dall'ambiente Costa, che con questi giorni appunto la nomina è stata chiaramente una sostituzione, ma anche con grandi aspettative rispetto al nuovo ministro. Per cui questo piano nazionale del lupo sicuramente costituisce un elemento di riferimento molto importante, e tanto che è in atto, detto lei in maniera molto chiara, questo censimento che è il primo censimento che è iniziato nell'ottobre del 2020 e finirà nel marzo del 2021 con tutte le problematiche del Covid, oltre che creare oltre il dramma pandemico, ha chiaramente in maniera più influente sull'ambiente, perché anche su questo tipo di censimento perché si assiste a situazione piuttosto anomala, per cui i cacciatori potevano andare a cacciare qua e là, spazzare, mentre i soggetti incaricati sono sostanzialmente delle guardie volontarie che fanno parte delle varie associazioni allora era giustamente impedito, nel senso che c'è un problema chiaramente di sicurezza nazionale, di salute che va oltre ogni interesse. Quindi il censimento che nasce da questo piano è in atto, speriamo eventualmente in una proroga, ripeto, perché non hanno potuto agire in maniera puntuale o comunque per tutto il periodo, ed è un dato importantissimo perché questo tema del lupo, questa necessità da parte di alcuni amministratori, chiaramente noi non comprendiamo, perché con la natura dobbiamo ipotizzare una convivenza e addirittura pacifica, nel senso che non può passare qui in Cipro un animale mi crea dei problemi, io lo sterno, altrimenti anche diventa una regola anche dunque sbagliata. Dobbiamo un uomo che ha anche un ruolo di responsabile della natura, deve adottare tutti quegli accorgimenti. Quello del piano del lupo è un accorgimento molto interessante.
Abbiamo sentito le parole di Chiara Tosi, coordinatrice l'IPU Veneto, rappresentante degli ambientalisti della comunità del Parco della Lessinia. Silvia Montanaro, lei è referente per CIA Verona, chiaramente, del Lupo e partecipa a dei tavoli di coordinamento. Entriamo proprio in questo punto. La gestione del lupo negli ultimi mesi, negli ultimi anni, in seguito anche a questo piano che ha messo mano dal 2002, nel 2019, ad alcune regole nuove. Cosa avete osservato? Quali sono secondo voi, come CIA anche, i punti di criticità maggiori, le eventuali aperture che ci possono essere nella convivenza tra predatore e uomo? Cosa è emerso dai tavoli a cui ha partecipato? Allora, il primo aspetto, forse quello fondamentale, è stato che le disposizioni che sono state indicate finora per il contenimento del lupo, per la gestione delle predazioni, sono risultate inefficaci, per cui i dispositivi che sono stati messi a disposizione sono le reti, per esempio, sia fisse che mobili, elettrificate, altrimenti dispositivi dissuasori luminosi ed acustici. Questi strumenti finora non hanno dato il risultato sperato, nel senso che hanno funzionato solo per una piccola parte degli allevatori, anche perché per ogni azienda agricola la situazione è molto peculiare, ognuno ha terreni di tipo diverso tipo di bestiame, diverso tipo di esposizione, lontananza tra l'azienda e il pascolo, per cui diciamo che la criticità più grande è stata proprio che le soluzioni proposte dal progetto dal progetto Life of Alps sono risultate fallaci in questo senso. Sono state forse un po' troppo generiche. Dal punto di vista invece di potenziali aiuti o potenziali soluzioni, per adesso CIA Verona, ma in collaborazione anche con il CIPAT Veneto, abbiamo preso in considerazione l'idea del cane come parziale soluzione, non certamente una soluzione totale, ma quantomeno un aiuto immediato a quello che può essere l'evento predatorio, per cui l'utilizzo del cane è stato il nostro punto forte come allevatori negli ultimi 5.000 anni e quindi forse era un punto da prendere in considerazione in maniera un po' più approfondita. Ci sono però state anche lì degli interventi dal progetto Life of Alps che hanno proposto alcuni tipi di cani da guardiania per la tutela delle greggi o delle mandrie. Il problema fondamentale è stato che nella superficialità di questa scelta i cani selezionati non erano dei cani adatti alle circostanze e le persone a cui sono stati affidati non erano persone che sono state preparate all'arrivo di questi cani. Pertanto sì, il cane potrebbe essere sicuramente un primo strumento, una prima barriera difensiva. E dopo torneremo sull'argomento sicuramente. Abbiamo sentito anche le parole con una registrazione telefonica che andremo a riascoltare. Luigi Lazzaro, presidente di Lega Ambiente Veneto, e gli abbiamo chiesto se le politiche regionali per la questione lupo, come ad esempio, come ha citato Silvia adesso, di World Alps, e i monitoraggi siano state misure adeguate. Andiamo proprio a sentire le sue parole e poi le commentiamo con Antonio Scungio e anche con Daniele. Sentiamo le parole di... Non sono adeguate rispetto al fatto che la presenza del lupo, che è una presenza che non possiamo eradicare perché è una presenza naturale che in qualche modo dobbiamo imparare a gestire, non è stata negli anni appunto gestita con dovizia, cioè il problema permane, è un problema che aggredisce in particolar modo, lo sappiamo bene, gli allevatori e i prodotti diciamo agricoli che si possono trovare in quei territori, oltre che al bestiame chiaramente. Quindi questo oggi sta portando a ragionamenti purtroppo repressivi, che sono un grave errore, lo abbiamo visto, lo vediamo con la fauna selvatica, che ha tutta un'altra dinamica. Parlo dei cinghiali, hai citato il parco dei Colli Euganei, dove il problema più impattante è quello sicuramente della presenza del cinghiale, un'altra specie selvatica che è in rapido aumento. Il lupo ha tutta un'altra prospettiva, non è non subisce il rischio di diventare una specie invasiva come il cinghiale, questo deve essere chiaro ai cittadini, cioè non si replica, non si riproduce a velocità così importante, e soprattutto il nostro territorio non consente al lupo di svilupparsi con quella capacità, e quindi restano dei branchi, è vero, oppure restano dei lupi isolati, come potrebbe essere quello dei Colli Euganei, che cercano, cambiano territorio alla ricerca di un loro spazio, ma che sostanzialmente, oltre chiaramente, torno a dire, a alcuni problemi per gli allevatori e per gli agricoltori,
cercano zone dove non ci sono gli umani, cercano territorio dove non è urbanizzato e cercano prevalentemente fauna selvatica, quindi è un problema limitato che non vogliamo ancora gestire dal punto di vista della presa di coscienza che dobbiamo imparare a gestirlo. Insomma, abbiamo sentito le parole quindi anche di Lazzaro. Passo ad Antonio Scungio, appunto, che aveva avuto anche in passato, fino al 2018, un ruolo di responsabilità nel progetto Pro-Life Lessinia, che si occupava anche di monitoraggio dei branchi, l'analisi delle predazioni e quant'altro. Adesso, Scungio, lei opera per conto anche di Coldiretti, ma anche per aziende non iscritte alla Coldiretti. Cosa sta monitorando sul territorio in termini di predazioni? Di che numeri di esemplari stiamo parlando? Come si è evoluta la situazione lupo negli ultimi mesi e nelle ultime settimane? Allora, buonasera a tutti innanzitutto. La presenza del lupo, dei branchi e del numero di lupi che compongono i branchi è in continua evoluzione. Non perché la Lessinia sia un territorio particolare, ma i numeri ovviamente variano di mese in mese. Oggi ci troviamo in un periodo dell'anno in cui abbiamo il numero minimo di esemplari per branco. E bisogna tener conto che nell'ultimo diciamo così, nell'ultimo monitoraggio, negli ultimi documenti ufficiali che sono stati pubblicati per quanto riguarda la Lessinia, mentre 2 anni fa avevamo un solo branco, l'anno successivo avevamo una coppia e un branco, ad oggi parliamo di 3 branchi e una coppia. Nello specifico abbiamo in Lessinia, che insistono sui Monti Lessini, tenendo conto non solo dell'areale della montagna veronese, ma anche l'areale della montagna vicentina e trentina. Abbiamo il branco storico, composto dai 2 alfa, Slauz e Giulietta, composto da 10 individui, di cui 7 giovani, la coppia alfa, il maschio e la femmina, e in più si è unito un altro, molto probabilmente un esemplare femmina, che molto probabilmente si è unita al branco perché era un animale in dispersione. Abbiamo un altro branco che è venuto fuori dalla riproduzione della coppia nella zona sud-est, che è composto da 8 individui, di cui 5-6 giovani, bisogna ancora accertarsi di questa cosa qua, e i 2 alfa, il branco del Carega composto da altri 10 individui, di cui 6 giovani, i 2 alfa e 2 subadulti, e in più c'è anche un'altra novità, perché nella zona del sud-ovest dei Monti Lessini, quindi zona Pastello, mediamente quella zona lì, abbiamo altri due individui. Quindi questi sono i numeri ad oggi ufficiali. Non possiamo escludere che ci siano ancora ulteriori individui. Per fare un esempio, sono state anche ritrovate negli anni addietro delle carcasse di lupo che praticamente non avevano niente a che fare con la genetica del branco storico, per cui è possibile che ci siano ancora altri individui che arrivino sui Monti Lessini in dispersioni da altre zone. Ad oggi questo è il resoconto ufficiale. Insomma, una panoramica molto articolata e numeri che sembrano essere crescenti. Tra l'altro questo nuovo ceppo, questo nuovo branco sui Colle Euganei sembra essere una novità, per quello che Corazzari chiaramente ha alzato anche un po' le antenne, perché sembra propagarsi comunque, no, il campo di azione. Si parla di un individuo molto probabilmente che è arrivato lì da una fase di dispersione e di ricolonizzazione di nuovi territori. Questo animale, in realtà, la notizia è venuta fuori poco tempo fa, ma in realtà la presenza era accertata già da settembre-ottobre.
Certo. Allora, torniamo di nuovo un attimo, vi chiedo pazienza, da Lazzaro, perché abbiamo ancora una sua dichiarazione sul Piano Nazionale Lupo e sulla gestione dei lupi confidenti, e in particolare riferimento anche sull'abbattimento controllato, questa eventuale ipotesi che divide chiaramente chi è favorevole e chi invece è nettamente contrario. Sentiamo la sua posizione, poi ci allacciamo a Daniele Massella. Sentiamo di nuovo Lazzaro. Siamo assolutamente d'accordo all'abbattimento del lupo, come non lo siamo per l'orso. Sono scelte dettate da un'emotività troppo elevata rispetto a quello che è il vero danno che questi animali possono arrecare. Serve invece un percorso di accompagnamento molto più serio per gli allevatori, per gli agricoltori, per i cittadini nei territori, diciamo, dove questi esemplari possono circolare, con i quali dobbiamo imparare ad avere a che fare, quindi essere educati sugli atteggiamenti che dobbiamo tenere, sul mettere il bestiame o gli animali, diciamo, da cortile, da compagnia, non lasciarli all'aperto la sera, ma rinchiuderli, diciamo, al loro posto. Questo, diciamo, è quello che dovremmo fare. L'abbattimento è qualcosa che per noi è ricevibile rispetto a un esemplare che si è espanso, o meglio, esiste, è espanso, punteggia il nostro territorio, perché poi, torno a dire, certo ci sono degli esemplari, ma sono il numero esiguo, e si espande per dinamiche naturali. È una presenza del tutto normale del nostro territorio. Il lupo non è mai sparito, a differenza, al contrario di quanto spesso si sente dire, cioè che sia stato in qualche modo reintrodotto il lupo nel nostro territorio. Non è assolutamente così, il lupo non è mai sparito. Ecco, Daniele Massella, terminiamo qui l'intervento. È facile per voi allevatori seguire le indicazioni, no, che ha dato Lazzaro, cioè bisogna contenere gli animali, metterli al riparo e cercare di avere quelle accortezze che, insomma, nella pratica poi come si traduce questa attenzione? Magari non è così semplice come dirlo, no? Nella realtà è molto difficile. Noi lo dicevamo da molto tempo, che tra l'altro, come anticipava anche Silvia, i sistemi di prevenzione, uno, non sono facili da attuare, anche per in situazioni, in aziende diverse, abbiamo situazioni molto variegate. La seconda è un problema di costo, perché comunque l'azienda agricola... È disattivato un attimo il microfono, mi sembra, Daniele, inavvertitamente. Ecco. Sì, adesso sì. Dicevo che l'azienda agricola deve fare un bilancio a fine anno, per cui non ci possiamo permettere neanche sistemi eccessivamente costosi, e non ci possiamo permettere neanche sistemi che in qualche modo incidano in maniera importante sulla produttività dell'azienda agricola. Tra l'altro diventa molto più difficile difendersi da lupi che dimostrano una certa confidenza verso l'uomo, perché i sistemi di dissuasione sono molto molto meno efficaci. Da questo nasce il fatto che in Lessinia molti sistemi che sono stati attuati non hanno dimostrato efficacia, e chiaramente un sistema non efficace comporta 3 problemi. Il primo è che comunque abbiamo le predazioni. La seconda è che l'azienda agricola che ha attuato il sistema ha sostenuto dei costi e ha impiegato anche diversa forza lavoro per attuare questi sistemi, per cui dove il sistema di dissuasione non funziona procura un danno elevato all'azienda, e questo diventa insostenibile. Assolutamente. Daniele, abbiamo intervistato anche Enrico Beltramini, che conoscete bene, chiaramente presidente dell'Associazione Salvaguardia Rurale Veneta, e gli abbiamo chiesto se il progetto Life Wolf Alps è servito oppure no. Sentiamo la sua dichiarazione. Assolutamente non è servito nulla. Ricordiamo che a Vicenza sono stati 2 anni fa riconsegnati tutti i recinti di contenimento bestiame alla regione, e i cani, per quanto siano un buon deterrente, nessuno ha comunque calcolato l'impatto che hanno questi cani da guardiania sul territorio, soprattutto sulle nostre montagne. Nel senso
senso che i cani, come dicevo, sono un buon deterrente, ma è un territorio che non è adatto a loro, perché ci sono moltissimi escursionisti, ci sono tantissime bestie e vacche soprattutto. In alpeggio si contano 6-7 mila bovini in alpeggio. La domanda è quanti cani bisognerebbe mettere a difesa del bestiame. Ecco Silvia, questa è una domanda che facciamo a lei, Certo. quindi quanti cani servirebbero per mettere in sicurezza il territorio, visto che insomma si occupa di cani da guardiania soprattutto? Allora, non è una questione del numero di cani. Il cane, a prescindere dal fatto che possiamo considerarlo membro della famiglia o quant'altro, lasciando stare il cane da compagnia, parlando di cani da lavoro, non è una questione di numero. Il cane, se vogliamo vederlo come strumento da lavoro, e vale per qualsiasi lavoro, per un lavoro serve uno strumento adeguato a quel lavoro. C'è un motivo per cui ci sono tante razze di cani da guardiania. In questo caso, per il progetto Life Wolf Alps ha proposto il maremmano abruzzese, d'accordo? Che è un cane molto valido per questo lavoro, una razza italiana che però è adeguata al tipo di ambiente, al tipo di bestiame, specialmente che troviamo in Abruzzo, d'accordo? Dopodiché certo che può essere valido per anche altre aziende in altri territori, ma ci sono numerosissime razze di cani da guardiania che possono essere il Caucaso, un'altra razza italiana è il pastore della Sila, c'è il cane da montagna dei Pirenei, c'è un'infinità di razze di cani guardiani, ma c'è anche un motivo se esistono dei cani definiti bovari, per cui certo il maremmano non è un cane bovaro, se esistono dei cani bovari vuol dire che sono proprio stati selezionati per il lavoro con i bovini, per cui è una questione di utilizzare il giusto strumento nel giusto contesto, ma non solo, se questo fosse sufficiente probabilmente ci avremmo già pensato. Degli aspetti più fallaci di questa cosa è che ovviamente per utilizzare uno strumento, anche se lo strumento è perfetto per l'utilizzo, serve una persona in grado di utilizzare quello strumento, per cui quello che serve è anche una formazione, come giustamente diceva Daniele, come diceva anche Beltramini, serve un accompagnamento, d'accordo, oltre alle direttive. Mi allaccio molto brevemente. Esatto. Questo era un corso passato, non è, le date che vedete non sono quelle del 25 marzo o no, o sbagliamo? Sì. Allora, questo corso è stato sospeso a causa del Covid e stiamo facendo il possibile per rimetterlo in moto. Questo corso nasce proprio dalla difficoltà di comunicazione tra ambienti diversi, in questo caso tra tutto quello che riguarda il mondo animalista e tutto quello che riguarda il mondo agricolo. Una via di mezzo può essere andare a vedere la nostra storia, perché dalla storia c'è sempre da imparare, e andare ad utilizzare, ripeto, uno strumento, che può essere il cane, che utilizziamo da 5.000 anni. Non parlo solo ed esclusivamente del cane. Una delle proposte che CIA Verona ha avanzato da inserire anche nel nuovo piano lupo dal 2021 in poi è la presenza umana, e qua non ridete di me, nel senso che, come giustamente anticipava Daniele, la presenza umana, o meglio dire le assunzioni che ci possono essere in azienda, il personale che è in azienda può essere limitato, perché magari è un'azienda a gestione familiare, ha un costo molto alto nel momento in cui voglio inserire un estraneo all'interno dell'azienda e voglio assumerlo, per cui una buona soluzione potrebbe essere quella di reindirizzare fondi regionali che finora sono stati utilizzati per questi dissuasori di vario tipo, purtroppo risultati inefficaci, per delle assunzioni stagionali, soprattutto per il periodo dell'alpeggio, andando a risolvere due problemi, quello della disoccupazione, quello dell'avvicinamento e anche dell'avvicinamento alla montagna, e quello della presenza umana, che certamente è il principale deterrente per il lupo. Mi allaccio brevissimamente a una cosa che diceva prima il responsabile di Legambiente, una cosa che giustamente ha detto anche Daniele: non si possono trovare soluzioni semplici nel momento in cui non si coinvolge chi è del settore. Finora tutte le decisioni sono state prese senza il consenso e la partecipazione attiva della maggior parte degli allevatori, e questa cosa è evidenziata dal fatto che una delle proposte è chiudere gli animali dentro di notte. Questa è una cosa che si può benissimo fare d'inverno, se non fosse che d'estate, durante l'alpeggio, gli animali per il caldo diurno mangiano principalmente durante la notte, per cui limitare l'abbeveraggio e limitare l'alimentazione durante la notte ovviamente va a incidere fortemente su quella che è la gestione aziendale e poi il risultato che si ottiene dalla gestione dell'animale.
e se ne può parlare per moltissimo tempo. L'importante sarebbe proprio iniziare a parlarne coinvolgendo chi è del settore, perché proporre soluzioni da fuori è troppo semplice e non è attuabile. È molto chiaro il messaggio, Silvia. Ritorno velocemente da Antonio. Sembra che si apra l'ipotesi, anche se remota a mio avviso, di abbattimenti programmati per quanto riguarda i cosiddetti animali confidenti, i lupi confidenti. Innanzitutto iniziamo a chiarire anche, Antonio, a dare una definizione di lupo confidente e soprattutto come si comporta il lupo quando si avvicina a potenziali prede, nel caso di animali, ma pensiamo per esempio anche all'uomo. Poi sentiremo Tosi che ricorderà che da più di 150 anni che non si verifica, almeno nell'arco alpino, un attacco da parte di un predatore nei confronti dell'essere umano. Partiamo comunque da dare una definizione un po' di questo aggettivo, confidente. Allora, per la questione degli animali confidenti, allora, innanzitutto scusami Matteo, assolutamente. Mi permetto di aprire una brevissima parentesi. Allora, il 99% delle aziende che monticano sui Monti Lessini sono tutte aziende a reddito. Sia i titolari d'azienda, sia i rappresentanti dei titolari d'azienda, ben 4 anni fa, ma anche prima, avevano espresso non per sentito dire, non avevano parlato per sentito dire. Questo è molto importante in relazione a quelle che venivano proposte allora come deterrenti per evitare che ci siano, che magari avvenivano eventi predatori sul domestico. La scetticità è stata dimostrata dall'inizio, così come la criticità dell'utilizzo dei cani per la questione del grado di antropizzazione. Sono anni che i titolari di imprese... C'è un piccolo disturbo di linea, vediamo di recuperare Antonio, si è un attimo frizzato in questo punto. Vediamo, capita, siamo in diretta, quindi il segnale può andare o venire, vediamo. Ecco Antonio, ti abbiamo recuperato. Ecco. Quindi, sono anni che vengono dette queste cose, a ragion veduta, voglio dire, non è che sono cose che sono state dette a vanvera, ci tengo a sottolineare questa cosa qui. Per convenzione, poi, altra cosa importante, la questione degli animali confidenti, cioè andare a prelevare gli animali confidenti. Io a questo punto direi, chi è che stabilisce se un animale è confidente o non è confidente? Allora, a livello europeo sono state fatte per convenzione coloro che studiano certi tipi di dinamiche, anche comportamentali. Allora, per convenzione noi abbiamo praticamente le distanze che deve intercorrere tra un esemplare di lupo e una persona per dire che questo animale può essere confidente o no, è stata, a seconda poi dopo dello studio dei comportamenti sull'animale anche in fase predatoria, è stata stabilita nell'ordine dei 30 metri. Quindi se l'animale in presenza dell'uomo viola quei 30 metri, si può cominciare a parlare di animale confidente. Giustamente però si può porre la domanda, mi possono porre la domanda, dice sì, ma passano vicino alle case, oppure passano vicino alle macchine, oppure si fermano a 2 metri dalle macchine. Il lupo non percepisce la persona che è sul trattore o sulla macchina, ma percepisce la macchina o il trattore, ok? Se passa a 2 metri col pollaio attaccato a casa, ok? O passa a 2 metri dall'uscio di casa e non c'è la persona, il lupo non ha deterrenti, non ha nessun tipo di deterrente. Questo è dimostrato anche da tutte quelle che sono state le strategie utilizzate sul non funzionamento delle stesse. Ok, quindi il primo problema, chi è che stabilisce se un lupo è confidente o no? Secondo, le aziende sono i titolari delle aziende agricole che monticano in Lessinia,
sono titolari di impresa e devono fare impresa. Tenete conto che nella sola Italia, in Italia, il PIL che genera solo il turismo rurale nell'arco dei 365 giorni è più di 10 miliardi di euro ed è sottovalutato perché può essere sviluppato ancora di più. Però per far sì che questo settore si sviluppi ancora di più, bisogna cercare di fare in modo che le imprese, chi è che fa impresa nel settore primario, soprattutto in quelle che sono le produzioni da agricoltura tradizionale di montagna, siano messi in condizioni di poter lavorare in tranquillità, perché chi è che lavora nel settore primario, e Daniele questo qui lo può dire meglio di chiunque altro, quando pensi di aver previsto tutto, ti arriva il disastro. Allora, perché uno così, è sono gli eventi meteorologici, alle stagioni, questo è molto importante, non bisogna dimenticare questo. E in relazione a quello che diceva anche la Silvia Montanaro, ci terrei a sottolineare una cosa importante: i bovari non sono in realtà cani da guardiania per i bovini, perché la guardiania per i bovini, e questo in Italia meridionale ce lo insegnano, in realtà venivano sempre utilizzati molosso di tipo dog. I bovari venivano utilizzati per toccare o per parare i bovini. Sì. Il lupo è un animale la cui forza è l'adattamento. Il lupo è capace di fare robe inimmaginabili. Chi è che pensa alla cosiddetta convivenza pacifica? Non me ne voglia nessuno, io non nel modo più assoluto, il mio più nei miei obiettivi non c'è quello di far polemica, e credo nel confronto civile con tutti. Cioè è utopica, una roba del genere è utopica. Basta andare a vedere come sono fatte le maghe, l'orografia territoriale dei monti della Lessinia, i tipi, come viene garantito l'approvvigionamento idrico agli animali. È molto complesso, certo, cioè Antonio, alpeggiare, come dice qualcuno, è un'arte e non tutti sono artisti. E poi lo sentiremo, insomma, di questa convivenza pacifica nella parte finale nostra chiacchierata, insomma, sentiremo anche altri pareri. E Daniele, chiaramente Antonio ti ha lanciato un assist. Voi, anche come Associazione Tutela della Lessinia, chiedete a gran voce, chiaramente, non l'abbattimento del lupo a prescindere, ma di poter lavorare, insomma, di poter lavorare in sicurezza, di avere la gestione completa delle vostre aziende senza potenziali insidie, già quelle atmosferiche, insomma, sappiamo che incidono molto. È questo, no, che volete come associazioni, come Sistema Lessinia, come da anni, insomma, tante associazioni vicine alla vostra stanno cercando di chiedere alla politica. Se doveste fare un appello alla politica anche attraverso questo canale. Ma certamente quello che hai detto tu, la possibilità di poter esercitare il nostro lavoro con una certa tranquillità, ma dobbiamo sempre ricordarci che per gestire un fenomeno come quello del lupo dobbiamo partire da dei dati concreti, permettendo il fatto che comunque l'uomo gestisce sempre i fenomeni naturali che li circondano, ma dobbiamo sempre calare il fenomeno nella realtà. Dopo tanti anni di esperienza qua in Lessinia, per cui anche relativamente vicino, no? Sentiamo ancora dire, mi riferisco alle parole di Lazzaro, no? Che il lupo non diventerà invasivo, che non si riproduce, eccetera. Noi qua ci dicevano che massimo un branco, non avremmo mai superato questa soglia, adesso siamo a 3. In realtà il lupo poi diventa invasivo, in realtà si riproduce. Per cui finché non cominciamo a focalizzare la dimensione del fenomeno e gli effetti, l'impatto sull'agricoltura e quantificarlo, e quantificare anche l'impatto, il costo che hanno le misure di prevenzione, non ne usciamo, perché è un fenomeno che è sottovalutato da generale della politica, lo sottovaluta sia dal punto di vista dell'impatto sia dal punto di vista dei costi, perché alla fine oggi più o meno ovunque gli agricoltori si stanno facendo carico dei danni che ne derivano, e alla fine sì, ci sono risarcimenti, qualche aiuto eccetera, però copre una minima parte rispetto a quello che è il reale impatto. Finché noi non riusciremo a
convincere la politica soprattutto, ma anche i cosiddetti esperti a dimensionare il fenomeno, purtroppo abbiamo poche speranze di gestirlo e anche di poter lavorare in pace, perché finché non capiamo con cosa abbiamo a che fare è difficile capire anche come difenderci e cosa. Senti, Daniele, sull'eventuale ipotesi di abbattimento programmato, controllato, qual è la tua posizione? Ma io credo che sarà inevitabile arrivare a questo punto, soprattutto nei confronti di lupi confidenti. Si abbatte in tutti i paesi europei, si è iniziato con qualche esemplare in Francia, in Svizzera, eccetera. Ogni anno questo sistema viene ampliato. Avere dei lupi molto confidenti comporta il fatto che è molto difficile difendersi, perché i sistemi di dissuasione non funzionano più neanche quelli più banali, ma a un certo punto il lupo, come diceva Antonio, si adatta, per cui prende confidenza, si avvicina sempre di più, perché capisce che anche nei confronti di cani, eccetera, comincia a diventare aggressivo anche nei confronti dei cani, ma anche nei cani più adatti a questo lavoro. Per cui io credo che la rimozione degli animali confidenti sarà qualcosa di inevitabile se vogliamo gestire il fenomeno. Se decidiamo di non gestirlo, allora questo è un altro aspetto, però la gestione secondo me passa necessariamente dalla rimozione, come fanno, ripeto, peraltro in tutti i paesi in cui il lupo è presente, con sistemi diversi, con modalità diverse, ma è qualcosa di assolutamente normale. Daniele, sentiamo le parole di Beltramini su cosa ne pensa appunto di questa gestione del lupo confidente e sull'eventuale abbattimento programmato. Sentiamo. Ma diciamo che suo parere non serve il piano lupo per proporre gli abbattimenti o fare gli abbattimenti. Non serve il piano lupo, perché come ha detto già Wolf, la popolazione appenninica è in stato soddisfacente. La direttiva Habitat non mira le popolazioni regionali, ma mira la popolazione nazionale. Per quanto mi riguarda, si potrebbe già attuare la direttiva Habitat. Ovviamente posizione diametralmente opposta da parte di Chiaratosi, che ha una visione completamente diversa. Sentiamo. Si tratta di un abuso, io faccio l'avvocato, sono un ornitologo, però se la stessa domanda di un ornitologo mi dice che è pericolosissimo, un po' come sul tema dei cinghiali. Cosa significa selezionare? Significa che se noi colpiamo, uccidiamo il capobranco, poi diventa devastante. Ricordiamo poi che non dobbiamo, negli ultimi 150 anni non abbiamo mai assistito ad un'ipotesi di predazione nei confronti degli è chiaro che il problema c'è, le predazioni si manifestano degli animali, e gli allevatori giustamente sollevano i loro grido, sono anche attività economiche che vanno preservate. Però dobbiamo dire appunto predazioni nei confronti dell'uomo, che il lupo evita l'uomo, perché l'uomo ritiene che l'uomo abbia un cattivo proprio a distanze e detto tra me e lei, sarà la scelta più è la natura che insegna, dovremmo imparare. Per cui è inaccettabile un pensiero di selezione. Anzi, attenzione che questo finalmente ci darà il numero che abbiamo assistito a questi disegni di legge contro i quali noi abbiamo combattuto, e grazie anche all'azione della popolazione ambientalista della prima battuta. Questi disegni di legge non sono stati addirittura presentati ma poi ritirati, almeno presentati in aula, però quel tentativo di arrivare a è un tentativo che c'è sempre, e questa proposta ne è la prova eclatante. Insomma, abbiamo sentito le parole anche di Chiaratosi, che dice insomma sarebbe un abuso. Silvia, torniamo da lei. La stessa domanda, nel senso, come si fa insomma a contenere, al di là dell'utilizzo dei cani da pastore, insomma è una situazione molto complessa, ecco. Ci addentriamo magari, ecco, nella parte finale della puntata in cui parleremo proprio di eventuale convivenza.
questa famosa convivenza tra uomo e animale è possibile? Crede che sia possibile? Ci sono dei metodi alternativi anche a quelli già proposti? Una sua riflessione su questo. Allora, come anticipavo, secondo me il problema principale e l'unica cosa che forse potrebbe portare a un'ipotetica convivenza, questo non lo posso sapere, sarebbe proprio il coinvolgimento, il confronto, che è una cosa che fino adesso è mancata. Ci sono state delle posizioni estremiste senza nessun interesse nel collaborare, e come anticipavo prima c'è stata veramente un poco ascolto nei confronti di chi questo lavoro lo fa e questo problema lo subisce maggiormente. Per cui direi che si inizia con l'ascoltare chi questa cosa la subisce, si inizia ascoltando soluzioni proposte da chi è del settore e poi forse si possono trovare degli eventuali compromessi. Certo è che il problema che abbiamo non è tanto solo la risoluzione del problema, è un'immediata risoluzione del problema, perché finché perdiamo tempo, per così dirlo, parlando, trovando soluzioni, provando a mettere le basi di alcuni confronti, nel frattempo perdiamo bestiame, nel frattempo il lupo si moltiplica, nel frattempo le aziende chiudono, nel frattempo alcune persone vengono denunciate perché il cane da guardiania ha morso il turista. Le soluzioni immediate sono poche, sono veramente poche, e non è detto che funzionino a lungo termine. Certo è che si parte con i rimborsi per i danni subiti, che dovrebbero arrivare in maniera con più prontezza. Certo che la burocrazia per la richiesta di rimborsi dovrebbe essere alleggerita. Certo è che ci dovrebbero essere dei punti di riferimento, dei punti di assistenza immediati per l'allevatore, delle consulenze, d'accordo, o delle zone di confronto per trovare una soluzione adeguata per la singola azienda, per la situazione specifica. Come diceva Scungio, ogni azienda ha anche un suo peculiare territorio, un certo tipo di alpeggio, una soluzione non può essere valida per tutte. Allora, lavorare in maniera capillare su ogni azienda all'interno di un territorio è certamente difficile. Il problema è che ne parliamo tanto e agiamo poco. Il discorso cani è semplicemente un palliativo, non è certo una soluzione, è vero, però è un dissuasore ed può essere una prima linea di difesa. Come dicevo, secondo me un'altra linea di difesa può essere la presenza più massiccia di persone all'interno dell'azienda, aiutando le aziende agricole ad avere del personale extra, a maggior ragione perché la piccola e media impresa italiana, specialmente quella agricola, tante volte ha gestione familiare, oppure i gestori sono over 50, quindi rivoluzionare il tipo di lavoro all'interno dell'azienda non è certamente facile. Ci sarebbero da fare molti discorsi sulla gestione degli alpeggi e sul magna che c'è negli alpeggi da parte di alcune grosse istituzioni. Ci sarebbe da parlare di PAC, di aiuti aziendali, ce ne sarebbero da dire di ogni. Il punto è che ogni azienda ha un'idea di quale può essere la miglior soluzione per sé. Ha bisogno però di un aiuto, come diceva anche Daniele, anche economico, oltre che di forza lavoro, per metterlo in atto. Personalmente io in azienda da me non ho avuto altra soluzione che recintare con rete elettrosaldata fissa 2 metri, ovviamente mi ritengo particolarmente fortunata, perché se ogni azienda della Lessinia dovesse attuare questa misura sarebbe un disastro ambientale. Per cui lascio ai più esperti, io posso avanzare delle proposte, posso avanzare delle teorie, ma ogni persona è esperta per la sua azienda, per il suo bestiame, e sa quale sarebbe la miglior soluzione per sé. Ascoltateli. Insomma, Silvia, hai ragione, hai parlato anche di disastro ambientale, nel senso che se tutti davvero dovessero recintare, sarebbe la Lessinia un terreno di conquista per le recinzioni a questo punto, cioè ci sarebbe un problema anche visivo e insomma chiaramente di inquinamento visivo, così come si dice in gergo. Sulla possibile convivenza tra uomo e lupo e eventuali metodi alternativi sentiamo di nuovo Beltramini. No, non penso, non credo. Ma per quanto mi riguarda, a me spiace abbattere una specie come il lupo, però se non c'è altra soluzione, questo si deve fare. Se li portano via, o li spostano, sempre meglio sia, sarebbe meglio, però se non c'è altra alternativa, facciano pure gli abbattimenti.
Ecco Antonio, torniamo un attimo da lei, ma è possibile tecnicamente prelevare un branco e spostarlo e portarlo, che ne so, in Russia, portarlo da qualche altra parte? Cioè, si può tecnicamente fare questa cosa? Nel Chiaro modo più, che, nel modo più se- assoluto. Nel modo più assoluto. Allora, chiariamo prendere, anche questo punto, no? Perché magari non tutti sanno no, come funziona. prendere tutto un branco, spostare un intero branco in un altro posto. Allora, innanzitutto bisogna prendere tutto il branco, e prendere un lupo non è una roba, non è come prendere un capriolo, primo. Secondo, spostarlo dove? In un recinto. Allora, bisogna tener conto che poi dopo ci sono tutte quante le normative riguardanti quello che è il benessere animale. Mediamente un branco di lupi ha una pertinenza, una gestione territoriale che può andare dai 50 ai 60 km quadrati addirittura fino a 350-400 km quadrati, dipende un po' sui territori, poi dopo diciamo il numero la densità dei branchi, ok? Più è denso di branchi, ovviamente più si riducono quelle che sono le aree di competenza, e è stato visto che in realtà non si scende mai sotto i 60-70 km quadrati. Quindi spostarli dove? In un recinto di che superficie e soprattutto dove? E questo è il problema. Comunque tenendo conto anche della questione pratica di andare a prendere un intero branco. Non è una soluzione, cioè non è assolutamente fattibile. Una cosa ci tenevo a dire, anche per quanto riguarda gli abbattimenti, bisogna fare molta attenzione, perché se in un determinato branco io ho più o meno 2 esemplari, cambia veramente poco. Cioè, se un branco è composto da 5 individui o è composto da 9 individui, cambia veramente poco. Diverso invece è se ho un'alta densità di branchi in una determinata superficie, ok? Anche perché, faccio un esempio banale, no? Tenendo conto anche di quelli che sono gli eventi predatori che si sono verificati su domestico nell'anno 2020, noi parliamo di circa 88 eventi predatori su domestico. Questi sono dati ufficiali. Una cosa che però io sto registrando è che nell'arco degli anni gli eventi predatori su domestico, quindi io parlo di eventi predatori su animali domestici, aumentano sempre di più, e in modo particolare aumentano sempre di più per quello che diceva sia la Silvia Montanaro che Daniele Massella: gli eventi che non vengono denunciati. Questo è molto importante ed è un aspetto da non sottovalutare. Perché si verifica questo? Perché si verifica questo? Si verifica sostanzialmente innanzitutto perché c'è un iter burocratico veramente cioè è snervante, Complicato. a partire dagli accertamenti a quelle che sono le domande, poi le tempistiche, cioè è veramente infernale questa roba. Quindi, e poi c'è anche un'altra situazione, cioè non c'è nessuna normativa vigente che obbliga un allevatore a denunciare un eventuale anche sospetto di predazione da grosso carnivoro. Siccome io mi occupo dell'impatto sugli animali domestici predati da grossi predatori, io vedo vengo chiamato tante volte su eventi predatori che dopo l'allevatore decide di non denunciare, ed è libero di non denunciare, ovviamente. E questa fetta qui sta aumentando notevolmente di anno in anno. È una cosa molto ma molto importante questo qui, ed è un aspetto che non bisogna sottovalutare. Vanno bene i dati ufficiali, per carità, e sono quelli a cui tutti si devono riferire, questo è importante, però un parametro di questo aspetto va sempre tenuto conto. Lo dico perché io comunque tutte le casistiche che io seguo, io le documento
devo documentarle per una questione mia personale e professionale, per cui questo è un dato di fatto molto ma molto importante. Di cui tenere conto. Sì. Grazie Antonio anche di questa precisazione. Daniele, prima di concludere, sentiamo la posizione di Tosi sull'eventuale possibile convivenza pacifica appunto tra uomo e predatore, e poi un commento finale. Le difficoltà nascono sempre e comunque l'uomo, la regione Veneto ha a disposizione questo piano dell'UFO che è stringente, che prevede tutta una serie di accorgimenti a favore degli allevatori, le recinzioni tarificate, i cani, e gli strumenti per convivere, lo dice espressamente, ci sono. Se l'uomo però non vuole accedere, o comunque parliamo di un grande tema di risarcimento, se la regione Veneto lunghissime per risarcire gli allevatori, quindi è proprio una questione di buona volontà dell'uomo, perché è un'ipotesi di convivenza pacifica in tutti i paesi del mondo. Stiamo parlando di un'Italia e di un'Europa che emerge da questo punto di vista, ma è una specie qui è impensabile arrivare a una situazione di questo tipo. Convivenza pacifica è sicuramente dipende dall'uomo. Insomma, un po' ha ripreso ciò che diceva Antonio, quindi una difficoltà burocratica anche di accedere alle carte, di avviare le pratiche, e poi dipende dall'uomo. Daniele, questo dipende dall'uomo, d'accordo? Sei d'accordo? In parte? Ma, come dicevo prima, bisogna calare le cose nella realtà. La Tosi parla di cani, parla di recinzioni elettrificate, abbiamo già avuto abbastanza esperienza che i sistemi non funzionano, per cui si continuano a riproporre cose che abbiamo già visto non funzionare. Per quanto riguarda la questione dei risarcimenti, è verissimo quello che ha detto Antonio Scungio, però non credo che il problema è così, non solo in Regione Veneto, ma è così un po' ovunque, perché comunque nel momento in cui si risarcisce una predazione si entra in quello che è la normativa degli aiuti di Stato a livello europeo, che è estremamente complessa, con il regime de minimis, chi conosce questi aspetti sa quanto sono complicate queste cose, è difficile anche lì uscirne, per cui e manca anche un sistema organico a livello nazionale, perché ogni regione più o meno fa le cose in maniera diversa, c'è chi addirittura, alcune regioni si affidano a sistemi di assicurazioni di tipo privato, per cui la gestione dei rimborsi è sempre difficoltosa, perché se si risarcisce troppo si incentiva in qualche modo anche truffe e altre situazioni di questo tipo qua. Se si risarcisce troppo poco gli allevatori si sentono danneggiati. Il risarcimento non è mai una soluzione, non sarà una soluzione, può essere una mitigazione, ma è uno strumento estremamente limitato. Come abbiamo già detto, i sistemi di prevenzione non è così facile attuarli e non sono universalmente efficaci. La pacifica convivenza, io ho parlato con gente che proviene da tutte le Alpi, non esiste assolutamente da nessuna parte, c'è sempre comunque un certo contrasto, è un contrasto che dura da sempre, l'uomo ha sempre combattuto i grandi predatori, per cui una convivenza stile cartoni animati la vedo è impossibile da ottenere. Non a caso nei paesi nostri vicini, parlo di Svizzera, Francia, Slovenia, eccetera, si attuano le deroghe della direttiva e si arriva agli abbattimenti. Questo non tanto per controllare il numero, perché è evidente che abbattere un lupo non serve a niente, però è proprio per in qualche modo indurre il lupo ad avere più paura dell'uomo, per cui rendere più efficaci i sistemi di prevenzione, perché questo il vero scopo dell'abbattimento in questo caso. Non si tratta di eradicare il lupo, però si tratta di comunque indurlo ad avere più paura dell'uomo, perché questo è il segreto che ha permesso all'uomo di convivere, seppur anche in maniera non proprio pacifica, ma più agevole, e che ha permesso il fatto che non esistono predazioni o attacchi verso l'uomo, perché è solo per il fatto che il lupo considera l'uomo pericoloso. Quello dell'odore è la prima volta che la sento, che l'uomo sappia un cattivo odore, non credo che sia così, perché altrimenti le scimmie al lupo non sarebbe mai arrivato con tutte le persone che girano.
Per cui è un problema proprio che il lupo ci considera pericolosi e per cui ci sta lontano. Nel momento in cui capisce che non siamo più pericolosi e noi non abbiamo armi per contrastarlo, il lupo diventa confidente, si avvicina e tutti i sistemi di prevenzione diventano assolutamente inefficaci, salvo le recinzioni fisse o strumenti ad elevatissimo impatto ambientale, perché allora a quel punto lì è più un abuso abbattere qualche lupo e attuare prevenzioni più deboli, oppure evitiamo di abbattere il lupo e costruiamo dei lager in tutta la Lessinia. Credo che sia estremamente più impattante costruire delle recinzioni. Anche gli stessi sistemi di dissuasione, parlo di dissuasori acustici, dissuasori luminosi, hanno un impatto anche sulla fauna selvatica, caprioli, anche protetta. Non sono sistemi neutri che combattono solo, che si rivolgono solo verso il lupo, per cui bisogna cercare di trovare un equilibrio, e l'equilibrio si trova se si prendono in considerazione i fenomeni per quello che sono e si quantificano, perché guardare solo un aspetto, solo un altro, ci porta a delle situazioni inconcludenti. Non a caso il piano lupo del 2002 è risultato essere inconcludente, del piano lupo se ne parla da 5-6 anni, rimarrà inconcludente perché parte dal presupposto che non ci sono dati e il fenomeno non è correttamente dimensionato e osservato in tutti gli aspetti che lo compongono. Certo, e forse su questo ha ragione Silvia quando cioè che non hanno un impatto solo sul lupo, ma hanno un impatto sul resto. Cioè sono tante le cose che devono essere valutate. Su questo, sai Daniele, deve avere una visione molto, molto specifica, cioè si guarda solo il lupo e non si guarda tutto il contesto in cui viene inserito. Su questo forse ha ragione proprio Silvia quando dice che servirebbero degli incontri o dei confronti in cui si tenga davvero conto anche della voce di chi poi in Lessinia ci lavora, ci vive, eccetera. Perché per esempio questo discorso dell'impatto anche, sia che siano dissuasori luminosi, dissuasori acustici o quant'altro, o le stesse recinzioni, chiaramente non viene sollevato molto, no? nei discorsi che sentiamo dire, molto superficiali, a volte anche per chi non ha una conoscenza approfondita del tema, però effettivamente sarebbero un ulteriore sfregio al territorio montano, chiaramente. Per cui davvero bisognerebbe sedersi attorno ad un tavolo e provare a fare dei ragionamenti un po' più seri e concreti. Silvia, vedevo che annuivi quando parlava Daniele, anche Antonio. Siamo in conclusione, una battuta finale, poi ci dobbiamo salutare perché sono le 18:59. Silvia. Prego. No, allora, dico. sì. Allora, in battuta finale io sono molto d'accordo con quello che è stato detto dai miei colleghi, penso che con gli anni magari siamo partiti all'inizio, ognuno con un'opinione diversa, magari tanti con diverse speranze, ma alla fine con gli anni e con i tentativi penso che ormai chiunque abbia un'opinione sul tema o lavori sul tema sia giunto a una conclusione pressoché molto simile, infatti penso che ci abbiate trovati molto, molto omogenei sulle nostre opinioni. Mi auguro che questo incontro, come magari tanti altri che sono venuti prima e che verranno dopo, servano a costruire una coscienza collettiva più omogenea e che smettano di esserci queste due fazioni animalisti ed allivatori che fino adesso non hanno portato a grandi risultati. Concludo solo dicendo che una delle cose che tante volte si dimentica è che si parla anche quando si parla di lupo non si parla mai del lupo di per sé. Il lupo fa il lupo e a nessuno frega niente di cosa fa il lupo. Quello su cui si discute è proprio il diritto al lavoro, il diritto a vivere in un posto sereno, il diritto a poter crescere a livello lavorativo, a livello personale e quant'altro, e in questo momento il lupo in Lessinia, per com'è la situazione, sta bloccando questo tipo di crescita. È vero. Antonio, 30 secondi, anzi 15 secondi proprio per un saluto. Beh, io innanzitutto vi volevo ringraziare per avermi invitato. Sono d'accordo su tutto quello che è stato detto sia con Daniele sia con Silvia. Mi auguro che nel prossimo futuro ci sia la volontà di sedersi al tavolino e di ragionare, ma obiettivamente, ed essere un attimino un po' più pragmatici. Gli estremismi non portano da nessuna parte, così come aveva detto in modo indiretto anche Daniele Massella, però il discorso, la chiave è essere un attimino un po' più pragmatici e parlare con i numeri in mano, con i dati di fatto. Poi sul resto
possiamo mediare, possiamo confrontarci, purché ci si confronti in modo civile e non si parta dal presupposto che siccome Daniele Massella è un allevatore, lui è il nemico. Certo. No, nel modo più assoluto. Lui è un allevatore, è il manutentore della nostra montagna, lui così come tutti gli altri allevatori della Lessinia. Grazie ancora. Niente, grazie a voi Antonio, grazie Silvia, grazie Daniele. Insomma, sembra Daniele che siano arrivati davvero i tempi maturi anche per sedersi attorno a questo tavolo famoso. Speriamo che le autorità politiche che dovessero riguardare o ricevere questa puntata di questa sera, insomma, ne tengano conto, perché si deve aprire necessariamente una nuova stagione per la gestione del lupo. Abbiamo visto che contrapporre le fazioni non porta assolutamente a niente, anzi porta soltanto all'esasperazione. Quindi Daniele, grazie per la tua partecipazione, così grazie anche a Silvia Montanaro e Antonio Scungio, e buon proseguimento di serata. Grazie mille. Grazie altrettanto. Grazie a voi. Thank you.